Appunto per il nord-est abbiamo deciso di investire il nostro impegno politico in Gustavo Franchetto perché ne riconosciamo la qualità, la capacità professionale e la possibilità di rappresentare al meglio questo territorio a Verona, in Europa. Questo sostegno importante di Pietro, la candidatura di Gustavo Franchetto per le europee, le aspettative in Europa, l'IDV per dire che cosa? Beh, la candidatura mi onora molto e poi è una corsa con le preferenze, qui non siamo di fronte a una lista dove rispetto alla posizione che si occupa si viene eletti. Si tratta di raccogliere i voti, le preferenze in una circoscrizione che è molto grande, Veneto, Emilia, Friuli, Trentino, Alto Adige. Con l'appoggio del partito conto di poter fare un buon risultato, ovviamente mi impegnerò al massimo, mi batterò fino alla fine e poi sarà quel che sarà. Chiaro che l'obiettivo di tentare di arrivare in Europa è vero, è tutto direi concentrato, nel senso che fino in fondo farò questa campagna elettorale. Sempre più consistenza a una parte di questa nostra società che sente il bisogno di essere rappresentata a questa competizione importantissima dell'Europa. Mi candidi nel nord-est, non è questo che mi preoccupa, sono e parto con la fiducia della vostra presenza. Guardate, qui siete un'onda che trasferisce preferenza a preferenze, perché anche questo va detto, non scordatevelo, in Europa si va prendendo delle preferenze, cioè